Allora, io sono felicissima di essere qui, grazie dell'invito di Andrea e ciao Paolo, grazie. E vorrei richiamare il mio intervento, grazie a Paolo che ha detto che bisogna essere ambiziosi, e bisogna essere ambiziosi soprattutto adesso perché abbiamo una grande opportunità e i grafici che ci ha fatto vedere prima l'Università di Padova si fermavano nel 2020. Se fossimo oggi nel 2022, voi cosa vedreste come crisi? Io vedrei sicuramente la questione energetica ambientale, spero. Per cui secondo me, e oggi parlo non, io sono anche un'imprenditrice, ho fondato un'azienda di servizi di ingegneria sui temi ambientali e energetici, in questo momento siamo carichi di più, da 30 anni che faccio questo mestiere, ma vi parlo come Gabriella, come parlo ai miei studenti quando insegno all'università. Penso che il 2022 sia un anno di passaggio. Io da 30 anni che mi sporco le mani sui rifiuti, sull'aria inquinata, eccetera, ma in me nessuno ascoltava. C'erano le leggi, la compliance, rispettiamola, i comuni che facevano perché c'era la legge che diceva di fare. Nel 2015 succede una grande rivoluzione, che i mercati finanziari si accorgono che esistono i temi ambientali ed energetici, che esiste una terra contaminata e che noi che viviamo sulla terra abbiamo una last call, cioè ci dobbiamo dare da fare. E questa last call cosa diventa? Diventa soprattutto in Europa, come diceva Paolo, l'Europa ha guidato questa transizione da parecchi anni, nel 2015 fa una serie di direttive, ma già da prima, ma nel 2015 succede che escono delle direttive comunitarie e poi c'è la COP che dice non aumentate di 1,5 gradi, di 2 gradi allora la temperatura del pianeta. Esce anche l'Agenda 2030, i famosi 17 goals colorati che ormai penso conosciate tutti, ed esce anche la Laudato Si di Papa Francesco che parla di ecologia integrale, quindi la svolta. Io penso che anche questo partito, dove io tanti anni fa quando ero giovane ho militato e poi per vari motivi, forse sì di stanchezza eccetera, mi sono dedicata ad altro, però questa è la sfida. La sfida è 2050 l'Europa net carbon zero, vuol dire senza emissioni di carbonio. La sfida dal 2030 è il 55% in meno. Dentro questa sfida metto la Regione Veneto. Chissà che non prenda d'ambizione da qua per fare la svolta. Questi dati, questa la slide vi dice quello che vi ho appena detto, cioè il 2050 nel carbon zero. Qui abbiamo un parlamentare europeo, dei parlamentari che lavorano nel governo italiano, sanno bene che dipendiamo dal Green Deal e che qualsiasi spesa facciamo finanziata da porti, metropolitane di superficie, infrastrutture, Olimpiadi eccetera, dobbiamo rispondere a questa direttiva qua. Non dobbiamo inquinare, anzi dobbiamo partecipare alla riduzione delle emissioni di carbonio. Questa è la regola. Noi poi in questo momento siamo presi dal PNRR che boccia i progetti che ovviamente non hanno riduzione di CO2, non hanno riduzione dell'impatto. Ma perché ce ne dobbiamo preoccupare? Perché ce l'ha detto la finanza, perché ce lo dice l'Europa? Ce ne dobbiamo preoccupare non solo perché voi fate politica e quindi avete in mano il bene comune, ma proprio perché il bene comune, che sono i nostri cittadini e le comunità, prima hanno detto bene, sono le comunità che fanno politica, e le conseguenze sono preoccupanti. Qui vedete il Veneto, adesso ho cercato di ritagliare numeri per il Veneto, ci sono vari studi reportistiche, queste sono le temperature nostre annuali che vedete nel tempo sono aumentate, quindi le conseguenze di questo tema climatico le viviamo. Qui c'è il caso anche della Marmolada, chi piace sciare d'estate ad agosto non va più a sciare in Marmolada, per cui ci sono delle conseguenze che sono tangibili, che i nostri glaciologi, a Ca' Foscari tra l'altro c'è il massimo esperto di glaciologia al mondo, capo delle spedizioni mondiali, che va ogni tot mesi a fare indagini.
e quindi abbiamo anche un centro universitario che è leader in questo. Questo è quello che è successo in Veneto, per cui non è che quando piove io che sono cattolica mi tocco la Madonnina, Signore mi raccomando la mia casa, l'esondazione eccetera, non dobbiamo ragionare così. Questi fenomeni qui veneti, e ce ne sono stati di parecchio burrascosi negli ultimi anni, sono l'esito di una situazione che stiamo percependo, che è la conseguenza dei nostri comportamenti. Questa è Venezia, grazie al Mose ci siamo salvati ultimamente, quindi vuol dire che la politica di 30 anni fa è servita a qualcosa, con tutti i pregi e difetti, perché io so quanto costa, mio marito poi è direttore ambiente del Mose, quindi so i casini, li chiamo, che ci sono stati e ci sono. Il Mose adesso ha un tema anche di essere ampliato in alcune parti, se no le navi che vuole Paolo far entrare non entrano più in laguna, perché non c'è lo spazio, e sicuramente la politica di oggi deve pensare al Mose 2. Perché? Perché se voi guardate all'aumento in centimetri che sta avvenendo sulla costa veneta, io adesso non voglio fare terrorismo, ma se ci fosse qua il professore dell'università lo farebbe, parte del Veneto di costa nei prossimi anni inizia a essere eroso. L'avete visto anche nell'ultima mareggiata. E noi continuiamo, io sono fatta 10 anni di Commissione Ambiente Regione Veneto, a scavare il mare, prendere la sabbia e riportarla sulle coste venete, perché la sabbia non ci sta più. Quindi il problema di questi centimetri del mare che entra è enorme, e il mare che entra cosa combina per chi fa l'agricoltore? Porta sale. Quindi noi abbiamo un cuneo salino che sta portando esiti all'agricoltura, problemi di siccità in alcuni periodi dell'anno, perché se vi ricordate, contenti che ha piovuto qualche settimana fa, perché era quasi un anno che non pioveva. Quindi il tempo è un po' impazzito, cuneo salino, e le nostre coste, il Veneto, come si dice, che neanche io sapevo, ma da Trieste giù a Chioggia, la nostra costa ha un turismo che fa fatturati molto importanti. Se io tocco quel turismo lì è un altro problema anche nostro, proprio di economia. Allora, le conseguenze l'avete visto: aumento temperature, ma perché c'è questo aumento temperature? Il tema è la CO2, non vi faccio una lezione, ho già proposto, se volete facciamo due giorni dedicati all'ambiente e all'energia con altri esperti per riflettere sulle politiche, ma politiche che poi in qualche modo ci hanno già dato la direttiva, perché la CO2 deriva soprattutto da produzioni energetiche, ovviamente non da fonti rinnovabili, e l'energia e comunque la produzione di CO2 arriva da questi settori. Quindi bisogna intervenire qui, non è che bisogna inventarsi robe strane, intervenire sull'industria, che però è un terzo, talvolta meno di un terzo anche in Veneto, la mobilità. Lunedì ha riunito le Confindustria, è venuta fuori metropolitane di superficie, richieste dagli industriali solo sulla mobilità, per noi cittadini mobilità, e poi gli altri settori, vedete che ci sono le nostre case, 31.000, vuol dire che le nostre case è un terzo della nostra responsabilità anche verso questi cambiamenti che stanno avvenendo. Quindi bisogna intervenire temi industriali, temi di mobilità e temi anche di noi cittadini con l'edilizia. Poi c'è l'agricoltura e altro, che però sono più temi dell'acqua, a livello energetico sono più calmierati, diciamo. Allora, io è 3 giorni che penso che roadmap dirvi, già che il mio intervento era roadmap, e stamattina alle 6 ho detto: ma forse la proposta che vi faccio è questa. Io penso che in Veneto noi potremo candidarci in Europa come la prima regione a net carbon zero. Lo possiamo fare perché abbiamo anche dei boschi. Adesso guardo te, sei parlamentare, non lo dico ufficialmente perché sono notizie che poi è meglio calmierare, però c'è il tema del carbon sink, che è l'assorbimento della CO2, e entro fine anno so che dovrebbe passare l'articolo che dice che
appunto l'assorbimento di CO2 in zone boschive dà una valorizzazione anche economica sui crediti di carbonio. Quella cosa lì può dare miliardi, come a Bologna il centro del Cilecca Leonardo. Quindi usiamo le carte che abbiamo in gioco. Questa secondo me è una carta fondamentale da gestire, oltretutto perché noi abbiamo il turismo che è un PIL importante per noi, e il turismo, se non ha buona mobilità, se non si respira bene, se non abbiamo condizioni buone, rischia anche quello. E può essere anche un turismo, già che stiamo invecchiando, simile al Portogallo, perché mi chiedo sempre come mai i nostri pensionati dove vanno a vivere in alcuni altri paesi d'Europa, perché non possono vivere qui nella nostra regione Veneto.